Il crack Copca c'è attesa per la decisione del commissario giudiziale che si esprimerà nelle prossime ore sulla sostenibilità del piano concordatario. Pesano i mancati miglioramenti al piano originale di salvataggio e a fare da contraltare alla decisione della Banca di Cividale di acquistare il magazzino di Amaro è la mancata disponibilità di Confcooperative ad interventi più incisivi a favore dei soci prestatori. Lara Boccalon. Il nuovo appello della Regione al mondo della cooperazione per un'azione di solidarietà verso i soci prestatori di Copca non sembra trovare risposte concrete. La strada del rimborso del prestito sociale con interventi di liberalità ipotizzata da cooperative del distretto Adriatico e Lega Coop non pare praticabile. La doccia gelata nelle dichiarazioni del presidente di Confcooperative Maurizio Gardini, che ai nostri microfoni conferma di essere stato contattato dalla presidente della Regione Serracchiani, ma per ora non contempla spazi per aiuti a favore dei soci prestatori, al di là di quanto prevede il piano concordatario. Non abbiamo oggi gli strumenti per prevedere un aiuto sui prestiti sociali. Gardini conferma anche di essersi incontrato col presidente di Lega Coop Lusetti, ma alla crisi Copca abbiamo fatto solo un accenno, sostiene, aggiungendo che l'unico intervento possibile da Confcooperative, come anche per Lega Coop, per ora è a sostegno dell'autoimprenditorialità. Sono disponibili a dare una mano per riprendere delle attività imprenditoriali, per aiutare dipendenti che vogliono organizzarsi per aprire dei punti vendita. Su tutto incombe il pronunciamento del commissario giudiziale atteso per le prossime ore, che dirà se il piano concordatario è ancora praticabile o se invece per Copca sarà il fallimento, si dicono spiazzati i sindacati. Certo che i soci o comunque tutti i lavoratori che sono soci prestatori sono stati illusi dalle notizie apparse sulla stampa e poi la smentita di Gardini lascia veramente l'amaro in bocca. Che riscontro ha avuto questa ipotesi di far gestire, far rilevare ai lavoratori Copca alcuni punti vendita? Non c'è stata una grandissima adesione da subito, perché veniamo fuori da una cooperativa che ha rischiato, sta rischiando il fallimento. E stamattina il CDA della Banca Popolare di Cividale si è reso disponibile formalmente ad accettare la proprietà del magazzino di Amaro a saldo del credito di 10 milioni garantito da ipoteca sull'immobile nel caso in cui nessuno lo acquistasse all'asta al valore indicato nel piano concordatario o a un prezzo superiore. La partita nazionale della scuola, il premier Renzi